Quinta corsa per cavalli di 3 anni, sono 11 dietro l'autostart, 1 Barbini Jet, 2 Bob Logan, 3 Bianca Marafont, 4 Burrasca LL, 5 Brufenoil, 6 Bluff dei Greppi, seconda linea, 7 Bahia dei Greppi, 8 Barbara Sun, 9 BFC Francis, 10 Bluegrass AS, 11 Boom Boom Jet. Favore in chiusura per Bianca Marafont, Felice Facci in sediolo, contro Barbini Jet, che è l'alternativa principale. Stacco della macchina con la velocità di... Sbaglia intanto Bob Logan, Bianca Marafont invece veloce, ma è veloce Numero anche Bluff dei 2, Greppi Bob all'esterno. Logan, squalificato. Si accoda Burrasca LL, invece rimane all'esterno Bluff dei Greppi e a questo punto decide di provarci Nicola Del Rosso, ma una volta al comando ovviamente Bianca Marafont intende correre in testa, in seconda posizione ha serrato sotto Burrasca LL, mentre in terza c'è Barbini Jet. Si adegua quindi all'esterno dopo 400 metri di gara in 38, Bluff dei Greppi. La sua schiena è presa da Bluegrass AS, mentre in terza ruota risale BFC Francis. Terza posizione in corda per Barbini Jet che ha all'esterno Barbara Sun, intanto i 600. In 47,5 leader sempre Bianca Marafont nei confronti di Bluff dei Greppi all'esterno. Terza ruota per BFC Francis che sopravanza parzialmente Bluegrass AS che rimane sempre in seconda pariglia, mentre al largo c'è anche Boom Boom Jet impegnato a centropista. Corsa movimentata anche se al comando è sempre Bianca Marafont fin dall'inizio. All'esterno Bluff dei Greppi, lungo la corda c'è Burrasca LL, il chilometro se n'è andato in 1,17,8. Insiste in terza corsia BFC Francis, mentre non riesce a dare consistenza alla propria azione per il momento Bluegrass AS, e terza ruota continua per Boom Boom Jet. Ora Bluegrass passa in quarta posizione alla corda, con all'esterno Boom Boom Jet, mentre è sempre BFC Francis impegnato in terza corsia. Numero 10, Bluegrass S, squalificato. Sopravanzando Bluff dei Greppi, lo scatto di BFC Francis su Bianca Marafont che tenta la difesa, BFC Francis però nel finale mette in campo energie superiori, passa e vince nettamente sulla stessa Bianca Marafont. Al terzo finisce ancora Bluff dei Greppi, meritata vittoria per BFC Francis, Federico Esposito in sediolo, quotato a 12 a quota fissa, questo allievo castrone di Marcello Di Nicola che Federico Esposito porta alla vittoria con un percorso alla garibaldina. Terza ruota per gran parte del percorso e vittoria comunque netta sul traguardo su una valida comunque Bianca Marafont, mentre sfortunato Bluff dei Greppi, sfortunato rimane all'esterno fin dal via e ancora terzo sul traguardo. Arrivo quindi 9,36 per la quinta corsa Arcoveggio.